La ritroviamo un anno dopo, Martina Lupi, intervistata nel 2015. Ti abbiamo celebrato come una promessa dello scatting e nel 2016 sei diventata una certezza. Scatting Club Rovigo, categoria ragazzi, è stata un'annata importante. Ci vuoi dire il tuo palmarès quest'anno, cosa sei riuscito a fare rispetto al 2015, dove noi eravamo già soddisfatti, i tuoi genitori ancora di più, i tuoi amici anche, ma tu hai superato il tutto, dimmi. Allora, in questa categoria si iniziano a fare nuove esperienze, perché si iniziano a fare gli italiani e bisogna qualificarsi nei regionali. Quest'anno sono stata ragazza primo anno e correvo con quelle più grandi di un anno. E abbiamo fatto i regionali su strada e su pista. Su strada mi sono qualificata terza nello sprint, che è la mia specialità, e anche un bel posto nella lunga, cioè nel fondo. Successo nei campionati regionali, e questo cosa ti ha permesso? Mi ha portato ai campionati italiani, dove sono arrivata terza ai regionali, terza su strada nella mia specialità, che è lo sprint, e seconda su pista. Poi sono arrivata agli italiani su strada, che erano i miei primi italiani, e abbiamo fatto gli ottavi, quarti, no, i sedicesimi, ottavi e quarti e semifinale, e sono riuscita a passare in finale. Eravamo in 4, la mia paura era quella di arrivare quarta e prendere la medaglia di legno. Però comunque mi sono concentrata e sono riuscita ad arrivare terza. Brava, 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 brava. Gli italiani su strada sono state le gare più belle di quest'anno. Sono stata veramente soddisfatta, perché ho raggiunto il mio sogno di arrivare sul podio agli italiani. Abbiamo fatto i quarti, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti e la semifinale. Ecco, spieghiamo un pochino, perché tu guardi qua che c'è anche il papà, che è il tuo grande fan, il tuo manager, Lui non lo vuole dire, però lui ti sta seguendo passo passo. Sai cosa ho notato rispetto al 2015? Molto meno timida, più spigliata, quindi vuol dire che le vittorie servono anche per creare il carattere. Ti chiedo una cosa al volo: ti convocano in nazionale? Esatto. Ah sì? Sì, sono andata dal 16 al 18, esatto, dicembre. È una nuova esperienza, speriamo bene. Esatto. Allora guarda, dal 16 al 18, quindi manca veramente poco. Noi non vogliamo guffare, sai che magari se uno dice andrà, però sappiamo che hai il carattere. Poi ti ho detto, ti vedo dopo un anno molto ma molto più spigliata. Allora ci prendiamo un impegno io e te. Se dopo il 18, dopo la convocazione, hai ancora più successo, mi viene a spiegare ancora, però questa volta col papà in fianco, perché lui è orgoglioso, mi viene a spiegare i tuoi successi per il 2017, va bene? Bene. Grazie. No, c'è anche un bel sorriso. Allora signori, celebriamo sempre i polesani illustri. Questa volta abbiamo celebrato una ragazzina, 12 anni, ti dico ragazzina perché effettivamente ci sei, anche se preparata di polso eccetera, perché convocata in nazionale per la sua specialità. Speriamo tra l'altro che la tua specialità diventi quanto prima specialità olimpica, perché ti voglio vedere portare la bandiera come porta bandiera italiana, va bene? Grazie. Martina Lupi, una polesana illustre, complimenti, ciao Martina. Ciao.